Leonzio, i tuoi orsi hanno fame. Devi fare qualcosa. Chi ti dice che Tonio non sia tra gli umani? Tonio? Ha preso ufficialmente il via la 10ª edizione del Ca' Foscari Short Film Festival, con un grande evento di preapertura, la proiezione del primo lungometraggio da regista di Lorenzo Mattotti, fumettista e illustratore di fama internazionale, che ha firmato il manifesto di questa edizione. L'opera, intitolata La famosa invasione degli orsi in Sicilia, ispirata al celebre romanzo di Dino Buzzati, è già stata proiettata a Cannes e a Locarno. L'evento ha visto la presenza dell'autore, da sempre a stretto contatto col mondo del cinema, che non ha perso il legame tutto personale con Venezia, nato negli anni dell'università. Una passione che ha riversato non solo nel suo recente volume Venezia, scavando nell'acqua, ma soprattutto nel tono internazionale usato nel manifesto dell'edizione 2020. La prima giornata ufficiale è stata inaugurata da un appuntamento al Museo Archeologico Nazionale, che ospiterà il programma speciale dedicato alla presentazione dei corti prodotti nell'ambito della Summer School Film in Venice and Filming Venice, realizzata grazie alla collaborazione tra Ca' Foscari, UAV, Tel Aviv, Waseda e Ludwig Maximilians Universitat, e svoltasi in concomitanza con la Mostra del Cinema di Venezia, un programma che ha coinvolto 13 studenti provenienti da tutto il mondo. La 10ª edizione del Ca' Foscari Short si diffonde in tutta Venezia. Chi fosse interessato ad assistere alle proiezioni può accedere alle sedi in diverse modalità. Per accedere all'Auditorium Santa Margherita, sede storica, si richiede la prenotazione obbligatoria con un sito Eventbrite, mentre si può accedere liberamente al Centro Culturale Candiani, al Concilio Europeo dell'Arte e alla Fondazione Ugo e Olga Levi fino a esaurimento posti. Per accedere alla Fondazione Bevilacqua La Masa, alla Fondazione Quirini Stampari, alla Galleria Giorgio Franchetti, alla Cadorio, alla NH Venezia Rionovo è invece necessaria la prenotazione via mail. Infine, il Museo di Palazzo Grimani offre un biglietto d'ingresso a prezzo ridotto, che permette però anche la visita al museo e alle mostre in corso. La protezione tua e la materna custodia di Maria. Amen.